Viva Israele! Viva Israele non è solo il titolo del tuo ultimo lavoro, è anche l'appello appassionato che tu lanci in un'opera che in chiave autobiografica fornisce una indicazione. La libertà oggi passa attraverso la difesa di Israele. Ecco, noi crediamo che questo appello molto interessante riceverà un'accoglienza freddina in Italia. Ecco, forse chiederti una risposta a questo spinoso quesito significa entrare direttamente nel vivo della questione. Beh, tanto vorrei precisare che Viva Israele per me è un inno alla sacralità della vita, cioè è un valore che precede quello della libertà e che è la garanzia affinché si possa godere della libertà, il diritto alla vita. E ho compreso dalla mia esperienza personale di vita che se si viola la sacralità della vita negando questo diritto a qualcuno, ed è quanto è successo e purtroppo continua a succedere nei confronti di Israele, questa violazione della sacralità della vita finisce per ritorcersi contro tutti. Quindi è la sacralità della vita il fondamento della civiltà umana ed è l'argomento che io ho voluto porre all'attenzione nel mio libro per tutte le persone di buona volontà e devo constatare con soddisfazione che nonostante il pregiudizio che è presente in seno alla società italiana, per non parlare di altri contesti nel mondo, quello arabo-islamico, che sono decisamente ostili al diritto di Israele ad esistere, nonostante tutto ciò, da quando il libro è uscito, lo scorso 15 maggio, ovunque sia andato c'è sempre più gente che partecipa ai miei incontri e io questo lo considero un fatto estremamente positivo, perché significa che c'è sempre più gente che comprende la centralità del valore della vita, della necessità di condividere il diritto di Israele all'esistenza. Altro segnale confortante è il fatto che il libro oramai ha 5 mesi dalla sua pubblicazione ha già venduto oltre 100.000 copie. Per un libro di saggistica in Italia è un risultato molto buono, anche facendo il confronto con i miei precedenti libri è un risultato migliore ed è questo insieme che come dire, mi rende soddisfatto e fa sì che consideri confortevole il bilancio fino a questo momento di questa iniziativa. Io come dire, non mi considero a cavallo tra due mondi, anzi considero che questo possa rappresentare una fonte di problemi. Io ho fatto una scelta di vita, che è quella di aderire a una identità, ad una civiltà italiana, fermo restando che dentro di me serbo un grande amore che oggi è probabilmente più nostalgia di un Egitto che non esiste più, che probabilmente non esisterà più, e che ho voluto raccontare in quei particolari che rappresentano affetti, solidarietà, umanità, uno stile di vita molto semplice in cui la persona era al centro della società e dove l'ideologismo non era presente tranne che per l'odio nei confronti di Israele imposto da un regime panarabo, quello di Nasser, che
illudendosi di poter edificare una grande nazione araba fondendo 22 stati, individuava in Israele un ostacolo da rimuovere costi quel che costi, quindi con la violenza, con la guerra e con il terrore. L'impegno giornalistico, ma direi un impegno di vita che porto avanti, è un impegno in cui l'etica è al centro. Io ho sempre concepito la mia professione come un mezzo per contribuire al miglioramento sociale, facendolo con lo strumento della parola, la parola scritta, la parola parlata, creando dei rapporti veri con le persone, rapporti che non si esauriscono nel momento in cui io scrivo un articolo, e tentando di far sì che tramite la mia parola si possano migliorare dei casi singoli, persone che hanno un nome e cognome, o delle realtà che attengono all'insieme della società. Ecco, io credo che questa concezione etica della mia professione, la concezione etica della vita, sia stata anche, come dire, un fattore importante nella scoperta della sacralità della vita e della centralità di Israele nel comprendere come la violazione della sacralità della vita finisce per trasformarsi in una catastrofe per tutti.